mister, una partita brutta all'inizio, si è accesa nel finale del primo tempo, nel secondo tempo ci avete creduto, avete attaccato di più dell'Albese, ma il risultato non si è sbloccato. Sì, è stata una buona prestazione da parte nostra, è vero il primo tempo era un po' contratto, loro dal punto di vista tattico l'hanno preparata abbastanza bene, erano ben chiusi, quindi hanno coperto bene gli spazi. Noi siamo usciti più nella ripresa sia dal punto di vista fisico ma anche per una situazione proprio dal punto di vista tecnico, siamo riusciti ad accelerare un attimino le giocate, quindi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, è stata un'ottima prestazione, quindi niente da rimproverare ai ragazzi, sono stati bravi, logicamente speravamo in una vittoria ma non è arrivata e vedremo domenica di fare bene. Tenendo conto che l'Albese viene da 2 risultati utili consecutivi, questo qui è una squadra decisamente in forma, questo qui si tratta di un punto guadagnato per voi, sono 2 punti persi. È un punto che ce lo teniamo stretto come tutti i punti che andremo a conquistare da qui alla fine. Il campionato è un campionato difficile, un campionato con squadre importanti, molto livellato, quindi incontriamo una squadra che arriva da 2 risultati utili consecutivi, quindi sicuramente è un risultato positivo, ma speravamo in una vittoria ma non ci siamo riusciti, e lavoreremo per domenica prossima. Mister Fantini, 7 punti in 3 partite a discapito di un calendario decisamente difficile, c'è di che essere soddisfatti di questa prima parte della tua avventura all'Albese? Sì, diciamo che il calendario non era a nostro favore, abbiamo subito incontrato delle squadre molto impegnative che stanno in alto della classifica, quindi gli impegni erano molto difficili, però i ragazzi hanno risposto molto bene e hanno dimostrato il valore che hanno. Oggi primo tempo ordinato, poche emozioni, poi la partita si è infiammata sul finire del primo tempo, nella ripresa gli avversari hanno attaccato con decisione, voi siete stati bravi a contenerli e a cercare di beffarli in contropiede. Sì, questa partita diciamo che è il proseguo delle altre partite, nel senso che le altre 2 partite che abbiamo giocato in settimana sono state molto dispendiose a livello fisico, quindi tenere botta sia sotto l'aspetto mentale che sotto l'aspetto fisico per noi in questo momento era molto difficile, e invece i ragazzi hanno dimostrato di essere squadra, di stare compatti, hanno saputo soffrire, abbiamo sofferto tutti assieme, e poi questo punto penso che sia un punto meritato, perché nel primo tempo l'Albese ha giocato un buon calcio, si è chiuso bene, è ripartito altrettanto bene, poi nel secondo tempo purtroppo la condizione fisica dettata da queste partite consecutive ha fatto il suo.